Ecco, il fatto spiacevole è che l'uscita dalla chiesa è venuta prima della conclusione normale della messa, creando disagio e disorientamento anche fra gli altri fedeli che erano presenti. Questo mi pare la cosa realmente più grave. Così alla TV del Vaticano il vescovo di Vittorio Veneto sulla preghiera censurata. Da parte sua il rammarico per il taglio del passo liturgico, di cui, torna a puntualizzare, non era assolutamente a conoscenza. Non ho emanato nessun intervento che proibisca o indichi in quale modo deve essere recitata la preghiera. E quindi dico, sono un po' caduto dalle nuvole. Eccessivo il dibattito scatenatosi attorno a questa vicenda, secondo Giovanni Manildo, penna nera, che tante volte ha recitato la preghiera tagliata a San Boldo. Io da alpino ho recitato moltissime volte la preghiera dell'alpino, non penso che ci sia alcuna motivazione per cambiarla, come penso che non ci sia alcuna motivazione per fare polemica o perché ci sia qualche parte politica che si assurge a difensore degli alpini. Cioè, gli alpini sono la grandezza e la forza degli alpini è che vanno oltre l'appartenenza politica, sanno perfettamente quello che è giusto fare. Di parere partito opposto un altro alpino, l'assessore provinciale che ha fatto parte del 4° scaglione 81 battaglione Feltre, che nel suo profilo Facebook ricorda il discorso del 79 agli alpini di Giovanni Paolo II. Anche i frati possono sbagliare in questo caso, penso che anche i frati ha preso un po' di abbaglio e ha sbagliato, insomma, ma non penso che ci siano problemi, tanto è vero anche Papa Wojtyla era stato considerato proprio un papa alpino.